Vittoria con il risultato di 0-4 per il 3M Calcio a 5 che torna a sorridere e a vincere in campionato. Siamo qui con il tecnico mister Calandra, lo salutiamo. Buonasera. E chiediamo subito, mister, un primo tempo terminato con il risultato di 0-0, poi secondo tempo 0-4. Cosa è successo? Cosa ha detto i suoi ragazzi? Ma più che ho detto, abbiamo concretizzato quelle palle che potevano essere già concretizzate nel primo tempo, perché se andiamo a contare le azioni gol e quello che abbiamo creato, io penso che già nel primo tempo la partita poteva anche finire già 4-5-0 nel primo tempo. Non abbiamo sofferto nulla, abbiamo tenuto bene la fase difensiva, qualche buona ripartenza, abbiamo giocato bene tra le linee e le abbiamo messe in difficoltà. Devo dire che i ragazzi, diciamo, hanno un po' concretizzato quello, hanno messo in campo quello su cui abbiamo lavorato. Secondo tempo sicuramente il fatto di poter cambiare ogni 3-4 minuti i giocatori ha dato una spinta in più e abbiamo anche nel secondo tempo creato tantissime palle gol. È un risultato che è importante per noi, ma potevamo fare qualche altro gol sicuramente. Oggi un esordio importante, quello di Davide Cottone, un giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Quanto è funzionale nel suo gioco? Assolutamente, a parte che Davide l'ho avuto tanti anni fa. Davide è una persona intelligente, tatticamente, tecnicamente non si discute, si conosce anche bene, molto bene con la rosa, tutti gli altri ragazzi lo conoscono, è accolto nello spogliatoio nel migliore dei modi. Sicuramente la sua esperienza e il suo modo di giocare e di stare in campo darà una mano importante sia dal punto di vista tattico che tecnico, e non solo, perché Davide è un grande ragazzo di spogliatoio, ma oggi devo dire che i ragazzi tutti diciamo, sono stati veramente da spogliatoio unito. Oggi ha avuto per la prima volta in campionato sia Runfolo che De Lisi, come li ha visti? Runfolo sì, diciamo in questo momento ha un minutaggio un po' limitato, quei 4-5 minuti, anche perché fisicamente è molto prestante, però è un giocatore anche lui, tiene bene molto la palla, fa seguire la squadra, sa puntare l'uomo, e la stessa cosa vale per Alberto De Lisi, anche lui ragazzo spesso cerca l'1 contro 1, ma adesso sta iniziando a capire che anche le sue qualità non sono soltanto queste, ce ne sono altre, e sto cercando per capire ai ragazzi che oltre a determinate cose ce ne sono tante altre su cui stiamo lavorando, e piano piano stiamo cercando di dare un'identità e un equilibrio tattico alla squadra. Settimana prossima, big match d'alta quota contro gli 89ers, come la imposterete e se li conoscete? No, le Niners storicamente è una squadra sempre sul pezzo, sono ragazzi che si conoscono da tantissimi anni, giocano assieme, giocano bene a memoria, e quindi devo dire che sarà sicuramente una partita difficile, ma io penso che tutte le partite siano difficili. In questo campionato non vedo squadre cuscinetto, paradossalmente anche oggi il Merlo era soltanto a -1 da noi, quindi come punti, quindi alla fine è stata una partita dove abbiamo, posso permettere di dire, dominato, diciamo, in lungo e in largo, però anche loro hanno tenuto botta e sono stati sul pezzo, quindi partite facili non ce ne sono.